sono fattori geopolitici che noi non possiamo assolutamente condizionare, abbiamo questa guerra alle porte dei nostri paesi, delle nostre città e questo condiziona molto i flussi turistici e il futuro. 2 anni di eventi inaspettati, una crisi globale senza pari. In questa situazione Unioncamere del Veneto sostiene gli operatori del turismo nella ripartenza. Per conoscere lo stato di salute del turismo veneto post-pandemia, ha realizzato 2 report e 3 indagini in collaborazione con Isnart e con le Camere del Territorio. Nonostante le difficoltà, il Veneto si è confermato destinazione multiattrattiva e a forte vocazione internazionale. Qui il turista viene soprattutto a fare, a svolgere attività, piuttosto che dedicarsi al riposo. Il Veneto è attrattivo perché ha una capacità di dare a chi vuole fare un turismo di qualità, un turismo di montagna, un turismo di spiaggia, un turismo di lago. Nessuna regione ha queste possibilità che abbiamo noi. Io dico sempre, siamo stati baciati dalla fortuna, però la fortuna bisogna saperla cogliere. I nostri imprenditori la sanno cogliere, differenziando la tipologia dell'offerta, ma non solo, abbiamo anche un turismo industriale, abbiamo il distretto dello sport system, della calzatura, abbiamo tantissime opportunità che si legano. Per qualificare la filiera del turismo, Unioncamere del Veneto e le Camere di Commercio hanno realizzato 2 edizioni del corso di alta formazione Il turismo è cambiato, cambia anche tu. Hanno partecipato più di 200 imprese del settore tra agenzie di viaggi, bed and breakfast, guide, strutture alberghiere, aziende vitivinicole e di servizi al turismo per oltre 50 ore di contenuti online sempre visibili. Unioncamere Veneto ci dà la possibilità di partecipare a questo corso che è, penso, fondamentale per piccole aziende come la mia, per essere partecipi di un cambiamento che è epocale attraverso la digitalizzazione delle imprese e che altrimenti da sole è quasi impossibile fare, per una questione economica, per una questione di tempo, per una questione che insieme le cose si fanno meglio. Campo turistico bisogna fare rete, bisogna collaborare con la DMO piuttosto che con il consorzio locale, piuttosto che la regione, per creare, diciamo così, quelle opportunità che possono attrarre i clienti e soprattutto rivolgere una domanda verso il tipo di turismo che viene richiesto, e questo chiaramente non può essere fatto da soli. E quindi ogni possibilità di formazione che è data all'operatore deve necessariamente essere raccolta, essere utilizzata, insomma. Il 65% delle imprese turistiche ha chiuso il 2021 con perdite di bilancio. Unioncamere del Veneto ha aiutato oltre 2000 operatori, gestendo 3 bandi finanziati da fondi statali per un totale di 25 milioni di euro. Ristori e interventi a sostegno hanno limitato il numero delle cessazioni. Il sistema camerale sostiene le imprese affrontando questa ripresa difficilissima, perché dal Covid ancora non ne siamo usciti, però lo stiamo facendo con soldini. 560.000 euro sono arrivati dal fondo perequativo, ma non solo in soldini, ma anche nella digitalizzazione, nella promozione e nella sostenibilità. Noi stiamo lavorando per far cosa? Per dare qualità alle nostre imprese. La qualità la si dà tramite la professionalità. Stiamo sostenendo gli ITS, soprattutto quelli legati al settore turistico. Quale futuro ci aspetta? È difficile dirlo. La crisi è incombente su tutte le imprese, ma di conseguenza sulle famiglie, perché la capacità di spesa non è più quella di prima. Il turismo è una fonte per il Veneto strategica, è la seconda, direi dopo il manifatturiero, realtà più importante e la prima realtà turistica in Italia, quindi l'ottimismo ci deve essere.